La via della seta prende forma nei Balcani, la Cina è attiva nella costruzione di infrastrutture e industrie. Timori in Bosnia ed Erzegovina per il rimpatrio da Siria ed Iraq delle vedove di miliziani dell'ISIS. Aveva lasciato il Kosovo dopo 13 anni trascorsi a New York e è tornata a Pristina, la storia della stilista Besa. L'autostrada del Brennero, quando iniziò la sua costruzione 60 anni fa, molti la ritenevano uno spreco. Oggi è il valico più trafficato. In discussione l'origine del prosciutto cotto di Praga. Trieste, la capitale ceca, se ne contendono la primogenitura. La via della seta, il grande progetto economico, culturale e politico che il governo di Pechino ha lanciato per collegare l'economia cinese all'Europa, si sta concretizzando soprattutto nell'Europa dell'Est e in particolare nei Balcani. I cinesi controllano parte del porto del Pireo, sono impegnati nel riammodernamento della ferrovia Budapest-Belgrado, in Montenegro stanno costruendo l'autostrada che collegherà Podgorica a Belgrado. Nel biennio 2016-2017 aziende cinesi hanno investito più di 10 miliardi di euro in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. I cinesi cercano di penetrare verso l'Europa e sperano che i Balcani entrino presto in Europa perché desiderano essere economicamente presenti. Siccome non riescono a penetrare in maniera ponderata nell'Unione Europea, ovviamente cercano di posizionarsi in questa regione strategica dal punto di vista geopolitico internazionale, dove si incontrano gli interessi nazionali delle grandi potenze, quella americana, quella russa, quella turca, e ovviamente desiderano mettere il loro input sul terreno. Gli investimenti cinesi sono indirizzati soprattutto nella costruzione di infrastrutture funzionali alla via della seta. Ci sono però anche investimenti nell'industria e nella produzione di energia. In Serbia, imprese cinesi sono impegnate nella modernizzazione della centrale termoelettrica di Kostolac e della miniera di carbone di Drvno. Il progetto è finanziato con un prestito di $1,2 miliardi dalla Exim Bank of China. Interventi economici che incidono sui rapporti geopolitici. Questo comporta una gara geopolitica internazionale, comporta tensioni molto forti con l'Unione Europea e comporta una spirale debitoria, cioè nel senso che tutte queste infrastrutture che vengono affidate tendenzialmente ai cinesi vengono finanziate ovviamente da un debito sovrano e da strutture finanziarie cinesi. Significa sostanzialmente essere sotto controllo di una grande potenza internazionale i cui vertici stanno a Pechino. Dal secondo punto di vista è che le tensioni possono iniziare nei confronti di Washington, che qui ha un grandissimo interesse, e nei confronti di Bruxelles, che mal vede ovviamente una presenza forte cinese sia all'interno dell'Unione Europea sia in stati candidati ad entrare nell'Unione Europea. L'unica realizzazione dei cinesi in un paese membro dell'Unione Europea è la costruzione del ponte di Pelješac, Savioncello in Croazia, un ponte lungo 2,5 km che collegherà Dubrovnik al resto della Croazia, evitando ai viaggiatori di passare per il territorio della Bosnia ed Erzegovina nella zona di Neum. I costruttori cinesi sono stati considerati dal governo di Zagabria di gran lunga più competitivi per prezzo e tecnologia delle imprese croate o europee che hanno partecipato al bando. È stato voluto fortemente dalle autorità cinesi perché hanno bisogno di un progetto cardine all'interno dell'Unione Europea di tipo infrastrutturale, perché fino ad oggi la Cina non è riuscita ad entrare in questo campo, nelle infrastrutture, nell'Unione Europea, e quindi ha questo progetto come progetto di riferimento per il futuro. Ricordiamo che alcuni anni fa hanno provato a costruire un'autostrada in Polonia, sono andati con prezzi molto scontati, motivo per cui di solito i cinesi vincono, però questi prezzi erano talmente scontati che alla fine non sono riusciti a pagare il personale, non sono riusciti a pagare i subappaltatori e questa autostrada non è stata fatta. Il ponte di Pelješac costerà 400 milioni di euro, l'85% dell'investimento è stato finanziato dall'Unione Europea. L'opera dovrebbe essere finita entro il 2022. Le vedove dell'ISIS e i loro bambini. Per la Bosnia ed Erzegovina un nuovo spettro, una nuova paura, la paura del loro rientro.
Secondo i servizi di sicurezza di Sarajevo, almeno 241 bosniaci adulti e 80 loro bambini dal 2012 al 2016 avrebbero lasciato la Bosnia o altri stati europei dove erano emigrati per recarsi a combattere in Siria e Iraq. In queste famiglie, in Levante, sarebbero nati altri 150 bambini. Molti uomini sono morti nei combattimenti, ma spesso le vedove si sono risposate. Ora, con la caduta delle ultime roccaforti dell'ISIS, si pone il problema di come e se far rientrare in Bosnia queste donne e bambini. A Teșan, nella Bosnia centrale, vive Alema Dolamic. Il marito della sorella minore era un musulmano radicalizzatosi in Austria. Nel 2014, insieme alla moglie e al figlio di 1 anno, è arrivato in Siria, dove è morto in combattimento nel febbraio del 2017. Nel frattempo sono nate altre 2 bambine. La sorella di Alema si trova ora in un campo nel nord della Siria e non sa come tornare a casa. Non potete capire, non ho visto mia sorella per 5 anni, non ho visto i suoi bambini. Una ha 3, l'altro 4 anni, non li ho visti quando sono nati. Quando sono nati i miei, lei era presente. Non riesco e neanche si può immaginare una situazione così. Dragan Mektic, ministro dell'interno della Bosnia ed Erzegovina, rimarca come il rientro dei familiari dei jihadisti implica gravi problemi di sicurezza. Noi dobbiamo accettare i nostri cittadini, accettare il loro ritorno, però dobbiamo anche investigare i fatti. Capire se queste donne hanno commesso delitti, se sono una minaccia per la sicurezza o se sono implicate in episodi di terrorismo. Il ministro Mektic non è convinto della buona fede delle vedove dei jihadisti. Prima di tutto non abbiamo informazioni sui loro mariti, non sappiamo se sono vivi o morti, o se la loro morte è solo annunciata, una tattica per salvare le famiglie. Inoltre, molte di queste donne in Medio Oriente si sono sposate più volte e hanno avuto figli in questi matrimoni. Non possiamo essere sicuri che siano veramente loro bambini. Il sociologo Vlado Anzulovic dell'Università di Sarajevo è uno dei massimi esperti in Europa del fenomeno jihadista. A lungo ha studiato l'emergere dell'estremismo in Bosnia e ne ha analizzato le ragioni sociali e psicologiche. Anzulovic è convinto che il ritorno dei familiari dei jihadisti possa essere anche un'occasione per un'azione di prevenzione sociale delle ideologie degli estremisti islamici. Al di là del fatto che queste donne si siano radicalizzate o meno, ciò che è certo è che hanno subito dei traumi psichici gravi. La guerra in Siria e in Iraq, la prigionia nei campi, molte di queste donne hanno visto morire loro amiche, parenti, conoscenti. Sono esperienze che richiedono un adeguato intervento psicologico, un trattamento che noi, in questo momento, non siamo in grado di garantire. Nell'opinione pubblica della Bosnia ed Erzegovina c'è una forte contrarietà al rientro dei familiari dei jihadisti. Una contrarietà condivisa a livello di popolo da tutti i gruppi religiosi, musulmani compresi. Emissari della comunità islamica bosniaca hanno raccolto informazioni nei campi profughi siriani. Dai rapporti risulterebbe che le mogli dei jihadisti sarebbero profondamente divise tra le intransigenti e una comunità di persone spezzate dalla violenza fatta e subita. Famiglie che, malgrado le scelte dei padri e dei mariti, potrebbero essere recuperate a una vita normale. Vent'anni fa la guerra si avviava alla conclusione, ma noi non lo sapevamo. La mia famiglia cercava un mezzo per scappare dal Kosovo. In qualche modo vennero a sapere che da qui sarebbe partito un autobus per la Macedonia. Arrivammo intorno alle 4 di notte, aspettammo 12 ore sotto la pioggia, ma quando arrivò le persone cominciarono ad accalcarsi, a spingersi. Mi venne paura, temevo ci saremmo separati. Chiesi ai miei genitori e a mia sorella di non salire, così rimanemmo a Pristina.
Besa Rugova passa quotidianamente davanti a quell'ex parcheggio dei bus a Pristina, la capitale del Kosovo, e in centro, in una zona oggi piena di locali e ristoranti molto frequentati. La gente che salì sull'autobus lasciò a terra buste piene di cibo e vestiti, ma quello che mi colpì fu la scarpa di un bambino. La raccolsi e la portai via con me. La conservo ancora, spero un giorno di restituirla al proprietario. Devo trovare il modo, ma so che è possibile, perché tutti ricordano, anche se non vorrebbero, ogni singolo giorno della guerra. Perso il bus, la famiglia si rifugiò sulle montagne fino alla fine del conflitto. Poi tornarono a Pristina. Oggi Besa, 38 anni e una figlia, è una stilista imprenditrice che nel 2017 è tornata nel suo paese dopo aver vissuto 13 anni a New York, dove ha studiato e fondato la sua linea di abbigliamento. La sede showroom dell'azienda ora si trova nel centro della capitale kosovara, poco distante da quella fermata. Portare avanti la società qui è più facile. A New York ci sono molte più opportunità, ma il mercato è enorme e la vita stressante. Questa è invece la mia casa. Conosco più persone, tutto è più economico e semplice. Il design che ho portato qui è nuovo, direi unico, perché il mercato era dominato da abiti da sera. Io invece mi rivolgo a una donna che lavora. La linea si intitola Bes, forma indeterminata di Besa, nome molto comune nella lingua e cultura albanese e del Kosovo, stato a maggioranza albanese. Besa! It's a word that doesn't mean much if you're from outside of Albania. But if you're from inside of Albania, Besa is the most important word. Indica la parola d'onore, la parola data, come ha spiegato il blogger Nas Daily in questo video. E in uno stato dove il tasso di disoccupazione femminile è tra i più alti in Europa e una donna a capo di un'impresa è una rarità, a Pristina c'è un'altra eccezione, sempre di nome Besa, anche se in un altro campo. Besa Luzzi, coetanea di Rugova, anche lei ha studiato negli Stati Uniti, giornalismo, poi è rientrata e ha creato Kosovo 2.0, una piattaforma di informazione. Siamo nati nel 2010, abbiamo realizzato un magazine online e su carta. Pubblichiamo in albanese, serbo e inglese. Ci occupiamo principalmente di diritti umani e di altri temi che non erano presenti nel discorso pubblico e che vengono di solito ignorati. Oltre 10 milioni di automobili e oltre 2 milioni di mezzi pesanti all'anno. È l'autostrada del Brennero, il più importante asse di collegamento tra Italia e Europa, vitale per l'economia, problematica per la salute. Gli esperti dell'Agenzia per l'Ambiente della provincia di Bolzano misurano quanto effettivamente inquina l'autostrada. Le emissioni più problematiche sono gli ossidi di azoto, i cosiddetti NOx. Orientativamente si può dire che in una fascia di circa 30-40 metri a destra e a sinistra dell'autostrada si possono avere valori di NO2 critici anche sopra i limiti. Poi c'è il rumore, pesante per chi abita vicino all'autostrada. Ridurre il traffico lungo tutto l'asse del Brennero, la richiesta è già accolta nel Tirolo austriaco. Ogni anno i transiti aumentano, nel 2018 del 14% per i mezzi pesanti. Il limite di sopportazione è di gran lunga superato. In Tirolo, tra Brennero e la Baviera, è già vietato trasportare ferro, marmo, ghiaia e altre merci non deperibili. Di notte i pedaggi sono più alti. In certi giorni la polizia austriaca ferma i camion in entrata da nord. Ne passano non più di 250 all'ora. Il Trentino non vede di buon occhio misure unilaterali. Qui bisogna accelerare sul tunnel del Brennero, bisogna accelerare sul rapporto strada-ferrovia, fare in modo che gli autoarticolati possano essere trasportati su ferrovia. Questo è un discorso che noi siamo disposti sempre a portare avanti. L'Alto Adige invece è d'accordo con un'altra richiesta, aumentare i pedaggi anche a sud del Brennero, troppo bassi. Soprattutto bisogna adesso anche dar luogo a una trasparenza sui costi veri, ci sono anche i costi ambientali che oggi non vengono pagati da chi usa l'autostrada, perciò va introdotto un pedaggio ambientale che serve a finanziare poi sistemi di trasporto più sostenibili.
Gli autotrasportatori in Italia, Austria e Germania parlano invece all'unisono. Se penalizziamo gli interscambi, penalizziamo l'economia. Il 70% dell'export italiano va a nord. Il Brennero è il passaggio più utilizzato, cioè impedendo o limitando il trasporto su questa arteria importante si danneggia l'Italia, si chiude l'interscambio tra l'Italia e il Nord Europa e questo è un danno per tutta l'economia. I camion hanno fama di essere i mezzi più inquinanti, ma attenzione, inquinano di più le automobili, dice una recente indagine. Il maggiore inquinante in termini di NOx sull'autostrada sono i mezzi leggeri. Quantificabile in circa il 50%. Gli ossidi di azoto si ridurrebbero del 30% abbassando il limite di velocità per le auto, da 130 a 100 all'ora, ma farlo in Italia sembra un'impresa complicatissima. È anche per questo che si chiede di rinnovare la concessione della A22 ad una società controllata dalle province e regioni attraversate dal nastro d'asfalto. Meglio così che i privati, dice la politica locale. Questa infrastruttura deve essere al servizio dei territori e dei cittadini che ne subiscono anche gli effetti negativi. Il rinnovo della concessione sembrava cosa decisa, ma finora ci sono stati solo rinvii. Difficile in questa situazione decidere misure efficaci per contenere l'inquinamento lungo una delle zone più trafficate d'Europa. Vi siete mai chiesti da dove vengono l'aceto balsamico di Modena, il pane di Altamura o la bresaola della Valtellina? Domanda oziosa, basta il nome. Nessun dubbio anche sul prosciutto di Parma, di Sauris o di San Daniele, ma se parliamo di prosciutto di Praga c'è una città in cui non tutti la vedono allo stesso modo. Andiamo in uno dei buffet, così si chiamano, che servono carne e affettati agli avventori di Trieste. Questo è prosciutto cotto tipo Praga, che viene uno dei prodotti tipici di Trieste, viene affumicato e poi cotto bollito. Arriva da Praga appunto, portato a Trieste dalle donne praghesi che venivano a lavorare appunto presso le famiglie triestine. Si mangia sempre, da sempre e per sempre. È un prodotto ottimo, però un falso d'autore, perché a Praga non esiste. È un prodotto italiano chiamato prosciutto di Praga. Per capirci qualcosa di più salutiamo i consumatori e ci spostiamo dai produttori. Nasce 150 anni fa e ha radici triestine, quella è la cosa importante. E la nostra azienda nel 1870 è stata una delle prime a produrre qui a Trieste il prosciutto di Praga. Questo prosciutto affumicato perché arrivavano queste cosce dalla Boemia e quindi dalla Repubblica Ceca, dalla Germania, che venivano affumicate per conservarle, quindi era una tecnica di conservazione. Nelle cosce, oggi rigorosamente tedesche, viene iniettata una salamoia direttamente dall'arteria femorale. Poi la massaggiatura per 24 ore in grandi betoniere. Il prosciutto, ora morbido e speziato, è pronto per la cottura. La fumicatura avviene direttamente con truzzoli di faggio, quindi al naturale, ed è uno dei momenti fondamentali del processo della creazione del Praga. Ma se sorvoliamo il Danubio e ci spostiamo in Repubblica Ceca, la storia è un'altra. This is the master butcher, František Zvěřina. È stato un macellaio, František Zvěřina, a cominciare la produzione qui a Praga intorno al 1860. In breve tempo la ricetta divenne estremamente popolare e nel 1890 Antonín Chmel portò la produzione a livello industriale. Così le cosce salate, cotte e affumicate si diffusero in tutto l'allora impero austro-ungarico. Oggi nella capitale ceca il prosciutto di Praga si trova a ogni angolo di strada, nei baracchini e in bella mostra per far gola ai turisti, e accanto alle versioni con e senza osso ce n'è anche una in scatola. Difficile sapere a chi spetti la primogenitura, anche se va detto le rivendicazioni ceche godono di maggiore credito. Sta di fatto che nel 2007 a qualcuno viene l'idea di mettere il cappello sul business del Praga. L'imprenditore Tomáš Karpišek riesce a registrare il marchio commerciale Pražská šunka, prosciutto di Praga. L'Unione Ceca delle Industrie della Carne fa ricorso e vince, ma si accorge che il nome va tutelato e bussa alla porta della Commissione europea per ottenere il bollino STG, specialità tradizionale garantita.
Le obiezioni stavolta arrivano da qualcun altro: Germania, Austria, Slovacchia e soprattutto Italia, con l'ASSICA, l'associazione di categoria. Ci sono voluti 5 anni di contrattazione a Bruxelles prima di raggiungere un accordo, poi l'anno scorso il riconoscimento. Il risultato è che la versione italiana del nome e solo quella italiana, prosciutto di Praga, non è coperta dalla registrazione, quindi per chi lo produce in Italia non c'è nessun cambiamento. La denominazione in italiano per il territorio italiano, e questa è una cosa molto importante per noi perché ci ha permesso di tutelare un prodotto italiano. Il prossimo passo sarà quello di approvare un nostro disciplinare, ma intanto c'è soddisfazione per una soluzione che sembra aver messo tutti d'accordo. E non è poco, visto che ancora ci brucia la storia del Tokai, vitigno il cui nome è stato letteralmente scippato dall'Ungheria con danni economici enormi. Il prosciutto di Praga invece potremo continuare a chiamarlo e mangiarlo come abbiamo sempre fatto.